Geopoliticamente potrebbe accadere di tutto, non è l'unica guerra in atto sul mondo, però non lo so, intanto dobbiamo partire dal presupposto che la guerra in qualsiasi maniera scaturisca è sempre una cosa sbagliata, quindi ci si può sempre sedere, parlarsi, almeno la politica in generale, non decidiamo noi comuni mortali, ma si potrebbe sempre pensare ad una pace mondiale. Il problema è che poi esistono anche queste cose e quindi non so davvero quale potrebbe essere la causa di tutto ciò e quale potrebbe essere il fatto scatenante che potrebbe farlo finire. Speriamo che si concluda nel migliore dei modi. C'è sempre un po' di preoccupazione perché appunto non sappiamo cosa potrebbe succedere dall'oggi al domani e speriamo in bene. A riguardo sono ovviamente pro-Palestina e penso che in questo momento storico dobbiamo cercare di comprendere fino a dove ci possiamo fermare. Le preoccupazioni sono grandissime perché non dimentichiamo che ci sono degli interessi economici molto importanti per tutto il mondo, quindi nel Golfo passano tante merci, abbiamo il petrolio e questo non può che farci preoccupare, non tanto per l'approvvigionamento ma perché sappiamo benissimo che geopoliticamente ci sono degli schieramenti che non possono che essere coinvolti, quello che può essere la Russia, l'America sicuramente. Già c'è un altro conflitto molto importante che è quello ucraino-russo che chiaramente non può essere totalmente staccato da questo, delle ripercussioni ci saranno comunque e geograficamente se guardiamo l'asse capiamo che il mondo si spacca proprio in due e da che parte stare? Dimentichiamo facilmente, purtroppo. No, questo non lo penso, purtroppo loro sono in guerra da tantissimi anni e non è una guerra che finirà mai secondo me tra l'Iran e Israele. E non ci sono neanche i poteri forti che hanno interesse a farla finire, perché sono sicuro che le grandi potenze potevano interrompere il conflitto. Il problema è che ci sono molti interessi, in questo momento i soldi li fa chi fabbrica armi e quindi le guerre servono a chi fa soldi come loro. È un'assurdità quello che sta succedendo, non solo perché il mondo è così malvagio e non si riesce a fermare un conflitto del genere. Non riesco a capirlo io, guarda. Secondo me sì, perché l'escalation tenderà ad allargarsi, che è già pericoloso così, che noi non siamo tanti lontani. Questo qui è la peggio per noi, anche perché se l'America decide di appoggiare o di entrare in conflitto anche per aiutare, che so, Israele, per come si sta pronunciando, secondo me entreremo in guerra anche noi. È come se lo fossimo già in guerra. Cioè forse non ci rendiamo conto di quello che sta succedendo. Cioè siamo tutti felici, contenti, cioè continuiamo a vivere la nostra vita quotidiana. È normale che sia così, frequentando città, monumenti, andando a visitare, però non è così, guarda. Se ci pensiamo un po', ci fermiamo, diciamo cosa sta succedendo, cosa potrà succederci a noi. Cioè, noi stiamo tranquilli, guarda, io non sono tranquillo per niente. Completamente, a prescindere dalla politica che non c'entra niente, perché i nostri politicanti non stanno facendo niente di niente, anzi cercano di alimentare, secondo me, è come la guerra in Ucraina, stessa cosa, l'Europa che mi appoggia ancora Zelensky e poi Putin fa quello che gli pare e piace, ma quella guerra lì non la vincerà mai Zelensky.